Nuova giornata di attacchi di DOS da parte di Noname 057, l'ottavo giorno consecutivo di attacchi da parte del gruppo hacker filorusso all'Italia. Oggi ha preso di mira siti di pubbliche amministrazioni locali, comuni e regioni. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è entrata subito in azione per fornire supporto. L'attacco di DOS ha coinvolto anche il portale web della Regione Veneto, causando alcuni disservizi. Hacker filorussi, da quello che è dato a sapere, si chiama No Name 57 se non ricordo male, e hanno attaccato ovviamente più regioni, ovviamente i siti diciamo, delle amministrazioni. Non abbiamo rilevato nulla sul fronte della sanità, ma semplicemente all'interno dell'amministrazione. Abbiamo avuto un rallentamento del sistema nelle risposte, ma insomma si sta tornando verso la normalità. Il presidente Zaia è intervenuto anche in merito alle Olimpiadi Milano-Cortina. Il cronoprogramma, rileva il presidente, è perfettamente nei tempi e il sabotaggio alla pista da bob dei giorni scorsi non crea problemi in vista del sopralluogo del CIO. Io penso che sia evidente che comunque qualcosa di strano c'è stato e non è anche la prima volta, da quello che è dato a sapere. Prova ne sia che c'è sempre qualche, definiamolo, scappato di casa che pensa di fermare le grandi opere o diciamo, le grandi iniziative come questa. L'Olimpiade è una cosa seria. Noi stiamo parlando non di andare a fare una visita dei cantieri impolverati, stiamo parlando di questa settimana della la prima prova di ghiacciamento della pista, quindi vuol dire che c'è una pista se si fa la prova, no? E quindi siamo più avanti del cronoprogramma previsto. Un commento sulle elezioni in Germania, visto che la Germania è un partner importante del Veneto. Ma guardate, c'è un dato importante, quindi sembra che ne sia uscita innanzitutto un dato che è interessante, che è la stabilità, no? Che ne esce la CDU che ha un risultato per il quale riesce a fare un governo. La stabilità non prescinde da tutto, dopo c'è l'estrema destra che cresce in maniera importante come abbiamo visto, e dico anche che noi abbiamo bisogno di un'Europa stabile e l'economia tedesca la guardiamo, diciamo, con moltissima attenzione, in quanto è un mercato d'elezione per le nostre imprese assieme agli Stati Uniti. Si pensi solo che per quanto riguarda il turismo, i turisti stranieri nel 66% dei 73 milioni di turisti veneti, turisti stranieri tedeschi che vengono in Veneto, fra l'altro hanno accompagnato l'impresa veneta fin dalle sue origini, occupano almeno il 23% del totale dei turisti, quindi per noi comunque la Germania è un vicino di casa, sono amici, li aspettiamo sempre a braccia aperte.